Quella di ieri è stata una giornata di altissima tensione al numero 30 di via Sedara, in contrada Maddaluse, in zona A ad Agrigento, indirizzo di una costruzione definita abusiva da sentenza del 92 ed inserita nel cronoprogramma di demolizioni stabilito da procura e comune. Ieri l'avvio delle operazioni di sgombero delle suppellettili e la demolizione di un primo manufatto tra le proteste di amici, parenti e del legale Giuseppe Arnone della famiglia Piranio, proprietaria dell'immobile. Si sono fisicamente interposti dinanzi alla casa per inibire l'ingresso delle ruspe, prima di venire spostati dalle forze dell'ordine. Ieri il proprietario Antonino Piranio ha scelto di non essere presente. Oggi, seconda giornata di demolizione in cui verrà bonificato il tetto dall'Eternit prima di procedere al vero e proprio abbattimento della casa, ha scelto di essere presente e si è presentato dicendo: ci sono io la vittima. C'era un altro modo per poter dire abbattiamo queste case. Quale? Quelli che davano più impatto vicino ai templi. Lei da casa sua vede templi? Neanche con l'obiettivo. Non dico questo per rabbia, perché voglio che buttano le case degli altri. Se serve come sacrificio questa casa qua, va bene, è caduta. Non farò rimostranze, gli altri si devono salvare. Cosa ha rappresentato per lei questa casa? Questa casa è un'altra, come io ho 3 figlie, questo è un altro figlio. Sono cresciute, i miei figli sono nati e cresciuti qua dentro. 2 dei miei figli sono nati qua, ancora ho culle, passeggini dei miei figli. E speravo che ci fossero pure i miei nipoti qua. Lei ha pagato le tasse su questa casa? Certo, mi hanno imposto dell'accatastamento, le cosiddette case fantasma. Mi hanno imposto di accatastarle, se no c'è una sanzione di 10.000, 20.000 euro. L'ho accatastata, ci ho pagato l'IMU per il 2012, dopodiché effettivamente dopo non ho più pagato, ma non ho pagato perché qua si parlava di abbattimenti, di questo, di questo. Mi preme innanzitutto ringraziare i cittadini che ieri hanno impedito, con la manifestazione democratica e civile, che venisse demolita la casa. E perché devo ringraziarli? Perché adesso al Comune di Agrigento e alla Procura hanno già l'atto di citazione per i danni che sono stati arrecati violando tutte le norme in materia di demolizioni. E domani chi vorrà dare il via nuovamente alle ruspe deve sapere che ne risponde col portafoglio in tribunale. Vi do anche una notizia che di pochi minuti addietro abbiamo già attivato il contatto col ministro Alfano e oggi pomeriggio per le vie gerarchiche attraverso il prefetto avrà l'atto di citazione e gli altri documenti che comprovano l'assoluta contrarietà alle leggi di ciò che sta facendo il Comune di Agrigento. Io invito i cittadini domani mercoledì mattina a essere con noi in tanti. Avremo degli striscioni che chiederanno legalità e inviteranno il ministro Alfano a mandare come suo dovere la ispezione ministeriale al Comune di Agrigento per verificare con gli ispettori, con i prefetti, se quello che ha fatto il Comune nello scegliere per demolire questa casa è coerente con le leggi o assolutamente in contrasto con le leggi. E adesso, se si vuole demolire, si deve partire dalle ordinanze di demolizione più antiche o anche, lo deve fare la Procura, dalle sentenze più antiche. E la Procura in questo momento mi fa sorridere quando mi dice che una delle costruzioni che vuole demolire, quella dei signori Scibetta, con una sentenza che ho a casa ed è dell'anno 2007, è una delle sentenze più antiche. Devo anche aggiungere una cosa clamorosa, ma che dico per ultimo perché è la meno rilevante. Ieri si è demolita la veranda che vale 30.000 euro, 30.000 euro che dovranno essere risarciti perché non vi è nessuna sentenza che parla di quella veranda.